api per la nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Le api sono uno dei due argomenti che tratteremo questa settimana, il secondo riguarda dei giovani e delle borse di studio per incentivarli nel mondo dell'agricoltura, ma cominciamo dalle api perché ci sono delle importanti novità in discussione a Roma. È tornato da pochissimo il presidente di APAT Veneto. Che cosa succede a Roma e perché è andato giù? Ieri eravamo a Roma per dare il nostro assenso a due proposte di legge sull'apicoltura. Per esempio c'è il discorso di abbassare al 10% l'IVA sulla pappa reale e sul servizio di impollinazione, come avviene per gli altri prodotti agricoli. Poi un altro tema molto importante è fare promozione a scuola. Entrare come argomento nel programma degli studi dei bambini fra, per esempio, le scienze naturali, ma proprio anche per mostrare alcune caratteristiche, capacità dell'ape che può insegnare ai ragazzini anche a difendersi, per esempio, contro il fenomeno purtroppo abbastanza diffuso e frequente del bullismo. Poi per terzo argomento è la certificazione, perché troppo spesso sugli scaffali viene scritto miele ciò che miele non è. Sì, attualmente con la faccenda di questa moda del vegano si sono inventati questa gran bella truffa del miele vegano. Per forza di cose deve essere uno sciroppo di mais o di riso con aggiunta di qualche aroma che lo renda un po' simile al miele di acacia, di castagno o di tiglio. Il miele di per sé è una produzione zootecnica animale, non può essere miele vegano, non esiste, è una truffa e per legge deve essere vietata l'utilizzo della parola miele per ciò che miele non è. Non sarà questa l'unica novità di cui discuteremo subito dopo i titoli. Abbassare l'IVA su pappa reale e impollinazioni, inserimento scolastico come specifica materia didattica, protezione dalle truffe sugli scaffali, questi temi di discussione in Senato per una nuova legge sull'apicoltura, mentre ancora troppi viticoltori credono che avere le api non sia una risorsa ma un danno. 6 borse di studio come premio per altrettante tesine presentate. Dopo i successi del Cerletti di Conegliano, il Condifesa TVB finanzia gli studenti meritevoli anche all'Agrario di Lonigo. Un sostegno continuare la formazione all'università. Da dolcificante utilizzabile anche dai diabetici a elemento curativo per mal di gola e disturbi digestivi. Renzo Gatto ci descrive le 1000 proprietà del miele suggerendo una ricetta per ringiovanire la pelle con una vera e propria maschera di bellezza. Anche le tartarughe sono diventate per molti animali da compagnia. Con il veterinario Marco Martini impariamo alcune semplici regole per il loro mantenimento, ma soprattutto le leggi che ne regolano l'adozione. Appena annunciata la sua nomina e dopo mesi è tornata la pioggia, mai cognome più appropriato per un commissario alla siccità. Una coincidenza che non è sfuggita alla matita di Beppe Fantine, che ha dedicato l'agrifoglio di questo mese a Nicola Dell'Acqua. Presidente, cosa stanno facendo con le api? Si spera stiano raccogliendo quel po' di nettare residuo che ancora ci rimane. È un'annata un po' disastrosa quest'anno. La produzione di acacia rappresenta circa la metà del raccolto e quindi del lavoro di un anno dell'apicoltore. Quest'anno è andata male, l'acacia è quasi azzerata nella produzione per via del maltempo delle piogge. Il tiglio speriamo non sia compromesso. Il castagno potrebbe essere interessante la produzione. Abbiamo ancora speranze per i millefiori. Quale miele consiglia? Io sarei per i millefiori. È il più pieno di aromi, di profumi del territorio. Un altro consiglio è quello di non prendere paura se il miele cristallizza. Oh certo, la cristallizzazione del miele dipende semplicemente dalla proporzione di 2 zuccheri fondamentali, fruttosio e glucosio. Più c'è fruttosio, come nel nettare dell'acacia, il miele rimane liquido più a lungo. Se c'è invece più glucosio, come per esempio nel tarassaco, nei millefiori, nel tiglio, il miele tende a cristallizzare. Allora è una garanzia il fatto del miele cristallizzato, è una garanzia che il miele è genuino, che non è stato pastorizzato, che non è stato riscaldato troppo per renderlo fluido, liquido, come gran parte del miele che purtroppo si trova negli scaffali dei supermercati. Uno sciroppo di mais o di riso con un'aggiunta di qualche aroma che lo renda un po' simile a certi nostri mieli veneti o nazionali, insomma, poco più di €1 al chilo lo puoi trovare. Quindi se io non scaffale per trovare del miele che sia veramente miele, €12 al chilo, un vaso di miele in un negozio, devo pormi qualche dubbio.
E una cosa però, l'etichetta è importante, bisogna leggere l'etichetta e bisogna leggere miele produzione nazionale. Grazie, adesso le notizie. Sarà pubblicato a giorni dal Ministero il secondo bando per la realizzazione di parchi agrisolari. L'intervento si pone all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti di fabbricati agricoli, con la finalità di favorire l'autosufficienza energetica del settore agricolo e agroalimentare. Un provvedimento con importanti novità, a partire dall'incremento del contributo a fondo perduto che può raggiungere l'80% della spesa ammessa e l'introduzione del concetto di autoconsumo condiviso. 110 milioni di euro per nuove tecnologie di produzione del biometano. Il finanziamento arriva dall'Unione Europea per aumentare di almeno il 50% la produzione di biometano, riducendo sensibilmente i costi di produzione per evitare le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra e creare nuovi posti di lavoro in Europa entro il 2030. Sono questi gli obiettivi del nuovo progetto europeo Biometaverse, che vede coinvolti 22 partner provenienti da 9 paesi UE, tra cui Enea, Politecnico di Milano, SIAD e Consorzio Italiano Compostatori. Più 3% di assunzioni nel comparto agricolo. È il dato che emerge dall'ultimo report di Veneto Lavoro, pubblicato in questi giorni con termine di riferimento alla fine di aprile. Un trend in crescita simile a quello del comparto turistico e nettamente contrario a quello industriale, che invece segna una flessione. Nel complesso, in Veneto si registra un aumento di 43.000 posti di lavoro da inizio anno. Alta qualità ma scarsa produzione. Sono questi i dati che emergono al via della raccolta delle ciliegie in Veneto. Secondo i dati di Copagri, il calo può essere stimato del 30-40% circa, legato ai numerosi episodi di maltempo soprattutto nell'area vicentino-veronese. Qualità invece complessivamente molto alta, che prelude a una soddisfacente redditualità per le aziende. Numeri positivi insomma, anche se bisognerà attendere i prossimi giorni per i dati reali su produzione e valore alla vendita. Presidente, altro tema riguarda invece i viticoltori, che sono assolutamente convinti che le api rovinino l'uva. Sì, da un'indagine di ex allievi del Cerletti che abbiamo presentato ad un convegno, risulterebbe che l'8% dei viticoltori è convinto che la presenza dell'ape nel vigneto, soprattutto nel periodo di maturazione dell'uva, sia dannosa. Questi non sanno che l'ape non può rompere l'acino dell'uva, è la vespa o la grandine che rompe, l'ape semplicemente aspira il liquido zuccherino, evitando così la formazione di muffe. L'ape sanifica e ripara il danno prodotto da altri eventi appunto di vespe o che. A proposito di eventi atmosferici, cosa sta succedendo? In pratica questo fenomeno della sciamatura, come in questo caso... Ecco, esatto, ne abbiamo uno qui scoperto adesso. Sì, l'abbiamo visto adesso, ma è anche piccolino questo. E in questo caso, se noi ce la troviamo a casa, come dobbiamo muoverci? Beh, allora, se non siamo apicoltori, chiamiamo un apicoltore. Adesso l'ape qui in questo caso non ci si può giocare con l'ape, ma in questo caso è docile, semplicemente perché prima di uscire si è riempita di miele. Io posso agevolmente, tranquillamente operare, senza maschere, scafandri o cosa. Però va detto, queste cose le potete fare solo voi, Sì, nessuno appunto. che si azzardi. No, non si può giocare con le api. Le api vivono troppo poco per conoscere l'apicoltore, e l'apicoltore che conosce l'ape le sa maneggiare, sa come ci si comporta con loro. Allora noi ci spostiamo un attimo, vediamo cosa fa il nostro presidente. Una casetta di polistirolo, io metto sotto, dentro ci sono dei fabi già costituiti. Eccolo qua, guardate. Questo è il ramo. Eccolo là. Piano piano, per non ammazzarli. E vado a metterli vicino alle altre. E con questa immagine si chiude qui la prima parte di Agricoltura Veneta. Seconda parte parleremo invece di giovani, borse di studio e futuro dell'agricoltura.
api ai vitigni per la seconda parte di Agricoltura Veneta. Ci siamo spostati all'Onigo, siamo all'interno dell'Istituto Agrario Trentin per parlare di 6 corsi per giovani studenti che prenderanno il diploma, quindi del quinto anno. Siamo con Michele Ceron, che è il preside dell'Istituto Agrario, preside in rapporto col Condifesa per queste borse di studio. La nostra scuola è un punto di riferimento ormai nel territorio e Condifesa ci ha chiesto una collaborazione proprio per formare alcuni ragazzi dell'ultimo anno di scuola in varie dimensioni dell'agricoltura moderna, no? Dell'agricoltura contemporanea, quindi si parte dalla difesa dell'ambiente, del territorio, alla cultura dell'imprenditore. È un mondo che, soprattutto grazie alla digitalizzazione, alla innovazione, sta attraendo molti ragazzi e molti giovani che diventano anche subito dopo gli studi anche imprenditori. E Alessio Perrone è invece l'ideatore di fatto di questo corso qui all'Istituto Trentin. Questo corso perché Condifesa TVB crede molto nel territorio e crede molto nell'agricoltura innovativa, e quindi come non poter dare l'agricoltura innovativa nelle mani del futuro e quindi dei ragazzi. Questo corso ha visto la partecipazione di più di 85 studenti di classe terze, quarte e quinte che hanno voluto volontariamente partecipare a questo percorso scolastico, e abbiamo visto la partecipazione di più di 22 aziende, 6 diverse argomentazioni, e che hanno visto anche premiati 6 ragazzi con una borsa di studio, un piccolo contributo economico per poter aiutare e invogliare i ragazzi a proseguire con gli studi. Grazie, adesso noi ci vediamo il nostro Adriano Favoretto, poi andiamo a sentire gli studenti che hanno vinto le borse di studio. Questa settimana vi voglio parlare delle potature degli arbusti e dei cespugli da fiore che hanno fiorito in primavera. Qualcuno mi dirà, è tardi. No, hanno appena finito, come in questo caso, vedete questa Spirea bumalla, si stanno appassendo adesso i fiori e quindi si interviene. Mi raccomando, sempre con la forbice, mai con tagliasiepi, se no, se come guardi nei dal barbiere, e vi potasse col decespugliatore, savio che beghi se. E dopo raccomandarsi i ricci. Tirando via le parti fiorite, vedete, in questo caso, sto tralcio qua, siccome lei si inarca proprio carica di fiori prima delle foglie, vanno tirato via questa parte legnosa qua. Vedete? Secca. C'è questo che parte, a questa altezza, vedete, ci sono già 2 nuovi germogli. Tiriamo via questo che ha fiorito. Questi saranno i germogli, i rami che porteranno fiore la primavera prossima. Certamente nel frattempo ne usciranno degli altri, ma la prossima volta ancora cominciamo a tagliare quelli sempre che hanno fiorito. Questi hanno fiorito e lasciamo quelli nuovi. Queste potature vanno fatte ogni anno, dando modo così di ringiovanire e stringere anche il cespuglio. Altre che potrebbero essere, che hanno già fiorito, sono le forsythie o anche il calicanto stesso, che adesso siamo ancora in stagione per quanto riguarda questi qua che hanno fiorito in primavera. Non è che soffrano, continuano a vegetare per preparare la fioritura successiva. Come vedete, la pianta è stata potata, sembra ringiovanita, e qui al prossimo anno avrete una bella fioritura. Mi raccomando, seguite la stagionalità degli arbusti nella fioritura. Sempre fate un buon lavoro, ma soprattutto usate le forbici. E lo sentiamo di questi ragazzi. Cominciamo con Dario Del Monte, che ha seguito il corso perito per l'avversità, quindi una cosa molto legata al Condifesa. Corso o esperienza? Io la considererei più un'esperienza, perché semplicemente abbiamo toccato delle tematiche che vanno dalla fisiologia delle piante fino ad arrivare all'economia delle imprese agrarie. Quindi sono tutte informazioni che dopo utilizzeremo sempre nel nostro futuro, quindi semplicemente esperienza. Farai il perito oppure pensi fare azienda agricola? Questa è una bella domanda. Tu vieni da un'azienda agricola? Ho un campo che coltivo mio personalmente per me, produco vino di mia produzione, do olio. Adesso andrò avanti a studiare, vediamo cosa mi piacerà e diamo il mio futuro in mano al destino. Più vino o più olio? Vino. Gaia Roviaro invece ci ha parlato dell'impronta carbonica non solo in agricoltura. Intanto cosa ti ha insegnato questo corso? Mi ha insegnato effettivamente cos'è l'impronta carbonica, perché credo che ci siano molte
incomprensioni su questi temi. Non sono molto chiari spesso e infatti anch'io molti punti non li avevo ben chiari finché non ho fatto questo corso. Ma alla fine ce la faremo ad equilibrarci? Secondo me sì. Si parla molto di impronta carbonica determinata dall'agricoltura. Bisogna tenere in considerazione che in realtà l'agricoltura si contribuisce, ma non è il fattore principale. Ce ne sono ben altri che inquinano molto di più. Questo non vuol dire che l'agricoltura non debba fare niente per diminuire il più possibile le emissioni che produce, ma bisogna anche guardare anche a tutto il resto nell'insieme. Grazie, adesso il nostro Renzo Gatto. Visto che questa settimana è dedicata al miele, parliamo anche noi del miele. Questo fa parte della storia dell'uomo, perché già nel Neolitico si hanno prove che l'uomo si cibava anche di questo nettare. Il miele è una combinazione di varie sostanze, tra cui predominano lo zucchero propriamente detto e il fruttosio. In ragione circa del 30% di saccarosio e un 38% circa di fruttosio. Fa sì che nei limiti, per carità, può essere consumato anche da alcune persone diabetiche, i quali comunque devono sempre consultare il loro medico. Il miele è indicato anche come curativo, perché ha un effetto antinfettivo, propriamente detto, antibatterico e anche antinfiammatorio. Per esempio, quando noi abbiamo la raucedine o quella tosse stizzosa, quasi sempre di origine virale, e noi apprezziamo molto mettere in bocca un cucchiaino di miele e lasciarlo andare in gola, perché questo a contatto con la mucosa irritata offre un effetto lenitivo, emolliente e anche idrata, cioè cede un po' d'acqua. Contiene anche degli enzimi per cui piccole quantità, ma comunque quantità significative di acqua ossigenata vengono cedute, per cui ha anche un effetto proprio disinfettante. Per le persone che hanno problemi un po' di stomaco, di bruciore di stomaco, ecco, per loro è consigliato il miele di castagno, perché è ricco in tannini. Il miele però possiamo anche utilizzarlo per fare delle maschere di bellezza. E possiamo prendere 2 parti di olio di oliva e 1 parte di miele, mescolarla insieme e fare proprio una maschera di bellezza. Questo servirà per la pelle molto secca, perché ha un effetto sia idratante ma soprattutto anche nutriente. Mentre quando vogliamo nutrire la pelle e idratarla, possiamo mettere una pari quantità di miele e di yogurt, naturalmente non alla frutta, mescolare e fare questa maschera. Le maschere andrebbero tenute per almeno 15-20 minuti. Ha un effetto appunto idratante, emolliente e anche nutriente molto importante. E invece Sebastiano Pianucci ci ha parlato della gestione dell'acqua. Ma cosa ti ha insegnato questo corso? Mi ha insegnato principalmente la gestione idrica, la gestione territoriale, la gestione anche agricola di un territorio, perché ho imparato anche da questo corso che l'acqua bisogna anche saperla gestire bene, saper far bene le cose per gestirla, e bisogna anche stare attenti perché anche il cambiamento climatico è un problema di questa cosa successa in Emilia Romagna. Di questa borsa di studio cosa ne farai? Penso che principalmente mi pagherò l'università o comunque una parte della tassa dell'università. Cosa vai a fare? Vado a fare tecnologie forestali e ambientali a Padova. Invece Enrico Soave ha studiato l'innovazione tecnologica in agricoltura, in particolare l'utilizzo di droni, ma non solo. Senti, ma l'intelligenza artificiale alla fine farà anche l'agricoltore? L'intelligenza artificiale avrà un aspetto anche all'interno dell'agricoltura. E l'importante è sempre la presenza dell'uomo che appunto fa tanto. Cosa ti ha insegnato questo corso? Beh, questo corso mi ha ampliato la visione perché appunto abbiamo affrontato diversi argomenti che spesso sono molto vicini ma non si approfondiscono molto. Un'aggiunta in più, uno sprint in più che è servito molto. Dopo questi 5 anni faccio l'università, tecnologie forestali e ambientali, e poi penso di andare a fare guardia forestale o comunque gestione dei parchi naturali. Grazie, e adesso tocca al nostro Zampettando. Ciao a tutti, questa settimana parleremo di un animale non così comune ma neanche così raro da trovare nelle nostre case, che è la Testudo ermanni.
È una delle 3 specie di testuggini europee. Innanzitutto è un rettile, si può considerare selvatico, però spesso si trova anche nei nostri giardini. La detenzione in cattività di questi animali non è particolarmente difficile, quindi la cosa migliore è quella di avere un giardino con delle erbe selvatiche, in modo tale che loro possano scorazzare e mangiare per l'appunto le erbe selvatiche, tarassaco, trifoglio, piantagine, ma un po' tutto quello che cresce nei campi. È bene che mangino più selvatico possibile, perché ad esempio se mangiano frutta o verdura dell'orto possono esserci degli squilibri alimentari abbastanza importanti. È bene sempre lasciare una ciotola con dell'acqua in modo tale che vadano a farsi i bagni, a bere. E poi una cosa fondamentale, è importante dar loro un riparo, sia perché si riparano quando fa troppo caldo, perché magari vanno all'ombra, sia per quando piove, ma anche perché loro fanno il letargo. Quindi nei mesi freddi o scavano un po' nel terreno oppure si infilano sotto un ostacolo, una sorta di protezione, poi magari vanno sotto un cumulo di foglie e quindi passano i mesi invernali dormendo. In quel caso lì bisogna stare un po' attenti ai ratti, perché spesso purtroppo succede che i ratti le mangino, rosicchiano le zampe e possono arrivare ad uccidere anche animali molto grandi purtroppo. È molto importante ricordare che deve essere sempre accompagnato ogni singolo esemplare da un documento che attesta innanzitutto che l'animale è nato in cattività e che proviene dalla cattività da almeno 2 generazioni. Poi tutti gli esemplari devono essere identificati singolarmente con un microchip. Ci sono allevatori che hanno tutte le certificazioni e tra l'altro è bene farlo perché le multe sono di parecchie migliaia di euro. Addirittura in alcuni casi può subentrare anche il penale, quindi non ha senso proprio rischiare, in primis per l'animale, perché è giusto che quelli selvatici rimangano in natura, in primis, e poi anche appunto per essere sereni noi, perché ripeto, acquistare un animale fuori legge non ci fa vivere tranquilli. E le prospettive del post-diploma è stato il tema di Matteo Olivieri. Prospettive per voi ragazzi, per voi giovani, ce ne sono in agricoltura? Beh, certamente il mondo agricolo è in evoluzione, già dall'agricoltura 4.0 noi dobbiamo applicare l'agricoltura del futuro, un'agricoltura che deve essere sostenibile per mitigare il cambiamento climatico e aumentare la redditività di noi giovani agricoltori. Proseguirai negli studi o fare l'imprenditore agricolo? Le mie prospettive sono il continuo degli studi verso l'università in scienze e tecnologie agrarie. Amo il lavoro che fanno i periti dell'università che stipulano queste assicurazioni e proseguirò i miei studi per diventare un perito. E infine Giulia Cariolato ci racconta come l'agricoltura incontra gli studenti, ma come li incontra? È accattivante. Beh, sempre più ragazzi giovani sono presi in questo ambito, soprattutto anche le ragazze stanno aumentando sempre di più secondo me. Cioè l'agricoltura è, cioè, ti senti libero, tipo, è una passione. Finiti questi 5 anni cosa farai? Allora io pensavo di prendere e andare all'Università di Padova per fare tecnico agrario. Comunque ho sempre avuto un'azienda di famiglia a casa. Facciamo seminativo, poi abbiamo anche un piccolo vigneto. Come vedi il tuo futuro? Ecco, ancora un po' tutto offuscato, però mi piacerebbe apprendere questo mondo perché mi rendo conto che mi piace ed è una passione. Cosa farai della borsa di studio? Per gli studi di Padova, di comprare libri e... Insomma andare avanti negli studi. Ecco, sì. Grazie, adesso le previsioni. È evidente come l'espansione decisa dell'anticiclone atlantico su di noi ha portato un deciso miglioramento. In poche parole ha fatto iniziare l'estate. È un anticiclone però, come vedete dalla carta del tempo, ha il suo centro localizzato un po' troppo a nord sulle Azzorre. Quindi con la circolazione in senso orario attorno all'alta pressione si inseriscono da est dei sistemi perturbati, delle linee di instabilità. Vedete, questa è un evidente proprio nella giornata di sabato, che interesserà il nord in genere, soprattutto le Alpi, ma marginalmente, molto marginalmente anche le nostre zone. Questo vuol dire che per sabato ci sarà un po' di nuvolosità, ma nelle prime ore, poi avremo dei miglioramenti sensibili, dei rasserenamenti veloci
miglioramenti, quindi rasserenamenti, cielo sereno che ci accompagneranno nella giornata di domenica, ma potremmo dire anche nei primi giorni della prossima settimana. Ricordo anche che poi arriverà il 1° giugno e quindi avrà inizio anche dal punto di vista meteorologico la stagione estiva. Dopo mercoledì potremo avere dei peggioramenti graduali, ma questo ci torneremo. I venti sono molto deboli, direzione variabile con tendenza da est, le temperature le minime un po' sopra la norma, 16-18 gradi, le massime invece ben oltre la norma, dai 26 ai 28 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto poco mosso o quasi calmo. È tutto. Claudio Zambon, vicepresidente, uno dei vicepresidenti di Condifesa. Condifesa ha fatto la regia di questo corso. E questo è il primo anno, quindi anche a Vicenza, all'Istituto Agrario Trentini, abbiamo portato l'esperienza del Ciarletti di Treviso. È stato un modo per far prendere coscienza a questi giovani, qualunque cosa faranno, che la prevenzione attraverso le assicurazioni è diventata indispensabile. È indispensabile, mai come in questi anni, perché se parliamo di 20 anni fa era una cosa così, assicuriamo la grandine. Oggi non basta, oggi non c'è solo grandine, ma ci sono tanti eventi atmosferici che col cambiamento climatico stanno avvenendo molto frequentemente. E per ultimo sentiamo Filippo Codato, direttore del Condifesa. Grande soddisfazione sentire questi ragazzi. Assolutamente per noi investire sui giovani è investire sul futuro dell'agricoltura, e il bello del nostro territorio è che ogni zona ha le sue tipicità, le sue denominazioni, e quindi bisogna innovare con il rispetto però del territorio, con il rispetto anche della cultura e delle tecniche che contraddistinguono il nostro modo di fare agricoltura. Il Condifesa che appuntamenti ha? Siamo proprio alle battute finali di organizzazione di Vite in Campo. Avremo anche quest'anno oltre 200 macchine in campo. Quest'anno si terrà l'ultimo giorno di giugno e il 1° di luglio a Susegana. Ci sarà proprio questa prova su alcuni filari e faremo vedere proprio con delle lampade ultravioletti durante le ore notturne proprio dove è andato a cadere, dove si è attaccato appunto il prodotto. Ci sarà l'irrorazione fatta con mezzi tradizionali per far vedere cosa succede, e l'irrorazione fatta con mezzi innovativi per la sostenibilità, quindi meno prodotto, meno costi per l'agricoltore, meno impatto sul territorio. Grazie a Filippo Codato, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, la vignetta di questo mese la voglio dedicare al direttore di Veneto Agricoltura, nominato commissario per l'emergenza idrica, praticamente commissario Veneto per la siccità. Infatti il suo cognome non è passato inosservato per la matita dell'Agrifoglio, che lo ha punto. Troppo ghiotta l'occasione per me nel fare satira abbinando il suo cognome con le piogge torrenziali cadute nei giorni scorsi. E quindi l'ho immaginato mentre dopo la nomina si presenta ai cittadini dicendo sono Nicola Dell'Acqua, commissario per la siccità, e qualcuno tra il pubblico che dice Dall'Acqua, commissario, siccità, e un altro che gli risponde per fortuna che c'è dall'acqua, pensa se si chiamava tempesta cosa che succedeva? Questo chiaramente riguarda il nostro Veneto, mentre per il popolo dell'Emilia Romagna esprimiamo tutta la nostra solidarietà. Con questa vignetta io vi saluto e vi do appuntamento all'ultima settimana di giugno. Ciao!